Allora, tra l'altro in questo convegno c'è stato un economista che è intervenuto, lo chiedo un po' a lei se ha colto questo aspetto, che ha detto che l'anziano può essere una risorsa per uscire dalla crisi. Assolutamente sì. Era una provocazione oppure? No, è un dato di fatto. Il professor Bresolin ha detto chiaramente che l'anziano è uno strumento utile e necessario per uscire dalla crisi. Beh, ma con questi dati come si fa a non dargli ragione? Cioè abbiamo un calo della capacità occupazionale e economica, e l'alternativa sono gli anziani. Attenzione, i dati dal 2002, perché a me piacciono i numeri, ogni tanto magari tendono a appesantire, però ci fanno capire un aspetto. In tutta Europa il risparmio, va bene, è calato, è vero, in tutta Europa la crisi, negli ultimi 8 anni. L'unica nazione che ha tenuto è stata la Germania. Però da 25 punti percentuali in Italia negli ultimi 8 anni siamo arrivati a 8%. Vuol dire che noi abbiamo perso quasi 16 punti percentuali di risparmio in 8 anni. E chi ha risparmi in Italia? La fascia età è sopra i 60 anni. Quindi vuol dire che si sono concentrati. Che cosa stanno facendo? Stanno prendendo i soldini che hanno accumulato in un certo periodo storico e lo stanno mettendo a disposizione dei figli, dei nipoti che oggi hanno immense difficoltà. Quindi questo giustifica poi anche la posizione chiara del professor Bresolin dell'Università Ca' Foscari di Venezia. Insomma. Infatti, cosa dice Presidente a riguardo? Perché oltre al professore, oltre che da economista, è anche un anziano. Perché lui, attivo però. Attivo, sì, perché ancora insegna. E poi il fatto che la battuta che mi ha fatto non solo mica anziano, è che non salto più i fossi per lungo. Poi mi ha fatto questa battuta un grande personaggio che conosce il mondo perfettamente dal punto di vista poi economico. Poi ho portato questo esempio, ma io lo vedo sulla mia pelle, sulla nostra pelle, questo dato di fatto è così, perché le situazioni che si sono succedute soprattutto negli ultimi 2 o 3 anni qua ci hanno veramente impoverito, ma non solo impoverito da un punto di vista economico, anche da un punto di vista psicologico, anche per noi abbiamo paura del futuro. Perché quando succede che all'interno della mia organizzazione, che solo nella provincia di Treviso ho 780 pensionati che sono stati coinvolti dal crack di Veneto Banca, solo quello. 780 soltanto voi? Solo noi, no, come certo. ANAP parliamo, perché in totale sono 83.000 in tutta Italia. Allora voglio dire questo, è un dato veramente preoccupante, perché tantissimi di noi, io compreso, in quel gruzzoletto avevamo riposto il futuro, no? Perché magari un domani, insomma, i figli purtroppo, se un genitore mantiene 10 figli non mantengono il genitore, ancora vale queste cose, a parte che non ci sono più 10 figli, se ce n'è uno è già tanto. E noi pensavamo che quei soldi potessero servire per pagarci la badante, per non disturbare i figli, oppure aiutare i nostri figli, i nostri nipoti, e invece purtroppo le cose sono andate così. Vorrei tornare un po' al discorso di prima, che si parlava appunto del futuro che si potrebbe essere, che noi, è importante se noi facciamo questa trasmissione, è che è una cittadinanza attiva, è un invecchiamento attivo quello di poter trasmettere il nostro lavoro. Guardiamo le categorie. L'alimentazione sappiamo che va di moda adesso. Arredo e giardino, benessere, comunicazione, artistico, economia del verde, l'auto, carrozzieri e via dicendo, impiantisti, elettricisti, nel settore costruzioni, nel legno, metalmeccanica, i lavori rurali, gli strumenti musicali, i metalli preziosi, i tessuti e ricami, servizi al terziario, moda, trasporti. Abbiamo tantissimo spazio per intercettare i giovani che hanno voglia e buona volontà di lavorare, perché pensi un giovane che se potrebbe rilevare un'azienda che ha 40 anni che lavora o 50 anni che lavora, trova già il portafoglio clienti intanto, perché è importantissimo, perché normalmente il nostro progetto, che io avevo messo in piedi qualche anno fa, che venisse affiancato da questo anziano che sta per chiudere per un anno come minimo, in maniera di poter far che il cambio non sia drastico, no? In maniera che la clientela si possa abituare. C'è grandissimo spazio noi per poter aiutare con il cambio professionale, anche questo è cittadinanza attiva, la ritengo cittadinanza attiva, perché è sempre investito per il futuro dei nostri figli e dei nostri nipoti.
Assolutamente, un aspetto in pochi minuti però comunque esistente è anche il discorso dell'Alzheimer, no? Che tante volte colpisce gli anziani. Il sistema ANAP si è attivato anche per questo? Sì, noi su quella tematica lì costantemente ogni anno facciamo eventi per attirare l'attenzione e raccogliere anche disponibilità attraverso questionari, ma anche fondi per combatterlo. Ed è un male di una società evoluta che perde di fatto la memoria e ritorniamo di nuovo, quindi quella malattia è una malattia che denota minore autonomia da parte dell'anziano, quindi noi ci siamo attivati sia a livello regionale che a livello provinciale per cercare di stimolare l'attenzione ma anche raccogliere fondi, oltre che un questionario, mi sembra, dove stiamo monitorando costantemente a livello nazionale quello che è il fenomeno relativo a questa malattia. Però ritornando al concetto di memoria, mi permette di far capire come quello che diceva il Presidente prima, viviamo un paradosso sociale, cioè la crisi non ha creato un problema economico. Il problema economico è quello che noi vediamo, è la punta dell'iceberg, insomma c'è un forte problema sociale. Cioè noi viviamo il paradosso, le famiglie in una situazione di insicurezza in passato cercavano di andare moderate e avere dei risparmi. La contingenza però ci porta a dover spendere quei risparmi per far sopravvivere di fatto i figli e le famiglie e quindi rischiamo di arrivare a quel controcircuito, però le prospettive occupazionali in alcuni settori ci sono, sfruttiamole e non rimaniamo secondo me in attesa magari della chimera di chissà quale professionalità o occupazioni che possa darci futuro. I mestieri nobili sono stati declassati, scrive il messaggio, con la scusa della crisi e dell'eccesso di domanda di lavoro, vengono sottopagati, conviene fare il lavapiatti all'estero, ti pagano il doppio. Amico ed ex collega idraulico specializzato, prima crisi 1.800 euro al mese, dal 2012 900 euro, ora all'estero prende 2.400 euro. Questo però è un dato interessante, attenzione, perché è vero, costa, magari in certi paesi costa anche di più la vita, però ci sono veramente persone che fanno lavori artigiani o operai, i ragazzi classici all'estero, ne sento tanti, e prendono cifre, cioè lavora in una pasticceria 2.500 euro, ne mette da parte, può anche tornarsene tranquillamente dall'Australia, mette il suo gruzzoletto e un domani, che è un po' come gli stranieri che vengono qui tuttora, si mettono da parte il gruzzoletto perché vengono pagati cifre che nel loro paese si scordano. È stata l'emigrazione degli anni 50. E adesso però si verifica lo stesso, tutti quelli che vanno in Australia nella situazione. Caspita, o in Germania un operaio, ragazzi, prende cifre. Ma anche la vita che costa. La vita costa di più, ma riesce anche a mettere da parte, cosa che invece qui siamo adesso ridotti sempre più all'osso. No? Dobbiamo però essere anche consapevoli, diceva prima il Presidente, al di là delle pensioni che hanno gli artigiani, di cui si diceva, che magari si attestano la media è sopra i 700-800 euro al mese, l'artigiano medio prende 990 euro al mese di media complessivamente. Ma il dato però dobbiamo capire che il contesto Italia dà delle garanzie sociali che probabilmente in altre parti del mondo non ci sono. Facciamo un esempio, io sono stato per un periodo negli Stati Uniti e quello che mi ha colpito è vedere una persona che camminava in una delle strade principali a New York e aveva un problema di deformazione alle gambe. Mi sono chiesto per quale motivo non abbia fatto l'intervento. Un amico americano che era lì, guarda, ti costano 170.000 euro la gamba di destra e 170 quella di sinistra. Quindi è vero che qui abbiamo una capacità economica magari proveniente da determinati lavori, però abbiamo un sistema di welfare sanitario che è attualmente invidiabile. Mi sembra si stia mettendo in discussione anche questo, quindi probabilmente il messaggio ha più che ragione. Le cose cambiano, ai noi. Deve aggiungere qualcosa in chiusura? Proprio una cosa? Vorrei appunto riprendere quello di prima, che quelli che vanno e poi tornano, è successo esattamente questo, quelli degli anni 50, quelli sono stati l'immigrazione della Svizzera, della Germania, della Francia, siccome loro erano molto più avanzati dal punto di vista tecnologico, sono andati su, hanno imparato un lavoro, sono tornati e hanno fatto l'impresa, ma hanno trovato il terreno fertile perché in quel periodo c'era l'espansione economica, è stato più facile, è stato molto più facile, questo è sicuro. Allora siamo arrivati al termine, grazie di essere stati qui con noi, grazie a voi di aver partecipato, di averci seguito, noi come sempre ci ritroviamo domani, grazie. Grazie, buongiorno.